Rieccoci in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali per tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus, una emergenza sanitaria a cui si sta facendo fronte ormai da oltre un mese e mezzo. I dati parlano di un alleggerimento dei contagi, dei ricoveri, soprattutto negli ospedali e nelle terapie intensive. Questo porta alla politica, alle categorie, gli stessi anche sindacati a pensare al futuro, ad una fase 2 che si presume inizierà il 4 maggio quando scadrà il DPCM del governo. Si parla anche di delle possibili riprese prima. Certo è che molti sono i settori che in questo momento stanno soffrendo, tra questi anche il comparto dell'agricoltura, un settore in sofferenza per certi prodotti, per altri invece riesce a tenere duro, ma ci facciamo spiegare come sta andando dal presidente della Coldiretti di Treviso, Giorgio Polegato, che abbiamo in collegamento via Skype. Buonasera Presidente, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto Presidente, un po' il punto della situazione. Ieri sappiamo che anche il Ministro Bellanova al Senato ha fatto un informativo urgente facendo un po' il punto della situazione. I Ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea stanno così avanzando delle richieste. Per quanto riguarda la Marca Trevigiana, com'è la situazione? Ma sono tanti tavoli aperti perché ogni settore ha le proprie problematiche e le richieste che abbiamo fatto sono effettivamente anche tante. Quello che noi vogliamo è che ci sia da parte del governo un aiuto, un sostegno a un settore che soffre come tutti d'altronde, però ci sono certe realtà che quest'anno non hanno visto, non sono riusciti a piazzare il prodotto che avevano in casa, che avevano prodotto in questi ultimi mesi, si trovano realmente in grandi difficoltà. Basti pensare al comparto, al settore dell'afrorovivaismo, ma lo stesso anche vino, che da ormai 2 mesi è completamente fermo perché col canale Oreca chiuso sappiamo quali siano i problemi di un mercato che è assolutamente senza sbocchi e con la vendemmia che non è poi così lontana. Perciò, ripeto, ci sono tante anche soluzioni che abbiamo proposto, speriamo che quanto prima queste cose vengano valutate e ci arrivi una mano concreta a pensare a poter intanto continuare l'attività e affrontare le riaperture con la forza necessaria per, diciamo, affrontare il mercato che comunque si augura ritorni quanto prima nella sua normalità. Quali sono in sintesi proprio le richieste che avanzate, quelle proprio necessarie e fondamentali per ripartire a breve giro? Ma diciamo che una necessità impellente è l'aspetto anche della manodopera, perché venendo a mancare tutta la forza lavoro che arrivava dall'estero, basti pensare ai paesi dell'est e non solo, che sono nei loro paesi non hanno la possibilità di entrare, è un grosso limite, è un rischio per i raccolti che abbiamo sul nostro territorio. Perciò la possibilità di attingere una lista che si è creata in queste settimane con la presenza di tantissimi diciamo concittadini e trevigiani e non solo, con delle categorie più disparate, però dobbiamo avere anche gli strumenti per poterli assumere, perché i voucher che avevamo fino a un paio di anni fa in questa fase sono assolutamente necessari e utili per facilitare e velocizzare le assunzioni. Abbiamo tanti giovani pensionati, abbiamo tanti diciamo, provenienti dal settore turistico che è completamente fermo, che si sono messi a disposizione a fare qualsiasi lavoro pur di fare qualcosa, e noi abbiamo bisogno di questa manodopera, ma abbiamo bisogno degli strumenti, in questo caso il voucher, che aiuti, velocizzi soprattutto e renda molto più semplice sia alle aziende che anche ai lavoratori l'utilizzo e poter, diciamo, quanto prima riuscire a mettere a disposizione delle tante aziende la manodopera che attualmente manca. Sono centinaia le persone che hanno risposto agli appelli delle aziende che avevano proprio bisogno di forza lavoro. Facciamo un attimo proprio anche il punto di quante domande sono arrivate, di quante proposte sono arrivate, e lei appunto ha già accennato, però ci sono anche proprio professionisti che in questo momento si stanno mettendo a disposizione del mondo agricolo. C'è di tutto, ci sono, come dicevo, tanti studenti, tanti giovani. Faccia conto che la lista, ne abbiamo 500 nomi a disposizione
in marca trevigiana, ma il 60% è sotto i 30 anni, molti laureati, molti, ripeto, provenienti dalla ristorazione, dai bar, da tutti quelli stagionali che sarebbero andati a fare appunto la stagione al mare o in montagna e che comunque oggi non hanno prospettive. Perciò c'è un numero importante di persone magari che non sono strettamente legate al nostro settore, ma che hanno la voglia di fare, magari di imparare anche un nuovo mestiere e che sarebbero utili in questo momento a darci una mano concreta a un comparto che soffre purtroppo anche di questo aspetto qua, non solo delle avversità atmosferiche che abbiamo, perché tra l'altro abbiamo una stagione con una siccità che non si vedeva da anni, perciò usando un eufemismo piove sul bagnato e quest'anno tutto si sta avverando per diciamo, appesantire e rendere ancora più difficoltoso il lavoro non solo nella vendita ma anche nella produzione. Perciò avere anche la manodopera in questo momento qua è assolutamente necessario per poter far fronte agli impegni che soprattutto in primavera e all'inizio estate ci vedono impegnati sui nostri territori. Quindi tanti giovani, è un po' da sfatare il pensiero comune che i giovani non abbiano voglia di sacrificarsi, di sporcarsi le mani, in questo caso è la dimostrazione che è il contrario. No, direi proprio di no, anche perché se guardiamo il numero di aziende che sono sorte negli ultimi anni, di giovani agricoltori, ma non solo legati perché ha tradizioni di famiglia, ma tanti che si sono proprio affacciati al mondo agricolo, è notevole. Ci sono sorte centinaia di aziende anche nel Trevigiano di giovani imprenditori agricoli, perché comunque c'è stata una riscoperta, una rivalorizzazione dell'aspetto agricolo, perché ci sono tante opportunità che sono nate in questi anni, partendo dalle materie prime, ma anche trasformandole anche, e andare direttamente affrontando i mercati. Perciò ripeto, le opportunità ci sono, in questa fase serve manodopera, ma quando uno impara il mestiere e vede anche le opportunità che ci sono in questo ambito, può pensare di diventare un piccolo imprenditore e farsi una sua strada legato a un territorio, un'area come quella trevigiana che ha tante opportunità e tanti prodotti che vengono apprezzati non solo nel mercato locale, ma bensì in tutta Italia e non solo. E voi come Coldiretti di Treviso avete anche messo a punto proprio un sistema, un jobbing country per incrociare domanda e offerta. Siete pionieri di questa iniziativa? Sì, siamo stati autorizzati anche al Ministero del Lavoro e perciò tutte le domande che ci arrivano sia come proposta lavoro che anche come richiesta di manodopera li stiamo incrociando per cercare il prima possibile di rendere concreto poi queste opportunità. Di questi 500 già circa la metà sono stati, diciamo, abbiamo già trovato una collocazione e per il resto comunque fortunatamente le richieste ci sono, perché tenga presente che da qui alla vendemmia il fabbisogno di manodopera che c'è nella provincia di Treviso si attesta intorno ai 4-5 mila persone, non sono poche. Perciò averne 500 certo non vuol dire risolvere la questione, però almeno nelle prime emergenze che abbiamo riusciamo a sopperire a quelle che sono le richieste. Perciò ben vengano queste opportunità di chi ha voglia di lavorare, di chi si vuole mettere anche in discussione, perché c'è effettivamente nel nostro settore bisogno di persone che si mettano a disposizione delle aziende. Presidente, lei prima ha accennato alla siccità, un problema serio che sta pesando, aggravando la situazione. Quali sono le colture che in questo momento più a rischio? Ma diciamo un po' tutte se vogliamo. È chiaro che il seminativo è completamente fermo perché a queste condizioni non si può seminare e perciò tutte quelle colture che vedevano la primavera come diciamo periodo ideale per partire non sono assolutamente ferme, ma tutte quelle piante sia da frutto, l'aspetto viticolo soffre sì ma non ancora perché siamo solo all'inizio della stagione, però ci sono altri comparti che soprattutto nell'ortofrutta che hanno grosse difficoltà perché non riescono a sopperire diciamo, dando acqua con le loro possibilità. Perciò c'è necessità assolutamente che piova perché vediamo delle crepe sul terreno che di solito si vedono a luglio quando sono periodi di siccità, perciò vederlo ad aprile fa veramente impressione.
perché sono mesi che, come sappiamo tutti, c'è stato bel tempo, caldo, ventilato, ma pioggia pochissima, e ripeto, abbiamo assolutamente necessità che questo avvenga il prima possibile per rimettere, diciamo, la stagione in linea con i tempi e darci la possibilità di cominciare a fare tutto quello che c'è da fare, perché comunque siamo già in ritardo rispetto ai tempi stabiliti di un buon circa 2 settimane. Perciò, ripeto, speriamo che le previsioni purtroppo non sono ottimistiche, perché non vediamo nelle previsioni che ci sia arrivo perturbazioni. C'è stato qualcosa lunedì diciamo, nella fascia alta della provincia, però assolutamente insufficiente per pensare appunto di affrontare tutto quello che c'è da fare in questa fase. Un'ultima battuta sulle speculazioni di cui abbiamo assistito in questi giorni, tanti anche i messaggi con tanto di foto che ci sono arrivati sui rincari per i prodotti agricoli. Fa male al settore, a tutto il settore? Sì, perché comunque sicuramente chi non viene, che non arriva, diciamo, a beneficiarne sono i produttori primari, assolutamente. C'è tutti quei passaggi che vanno dal campo fino al grossista piuttosto che alla grande distribuzione, dove avvengono in questo momento specifico le speculazioni più, diciamo, vergognose, se vogliamo, perché non è sicuramente questo il momento di approfittarne, ma di dare invece un segnale in primis nei confronti dei consumatori che le materie prime ci sono, non mancano e non devono essere, diciamo, i prezzi non devono essere alterati. E poi se ci fosse qualcuno da aiutare in questa fase qua sarebbe magari chi produce, che lo fa sempre a prezzi sostanzialmente abbastanza bassi, se vogliamo. Non ci sono mai stati in questi anni delle impennate. Si vive, sì, però certo non ci sono quelle marginalità che meritano gli impegni e anche gli esborsi che ci sono. Però, ripeto, l'importante è che ci sia il mercato che risponda, che ci siano le richieste e comunque che poi tutti facciano il proprio compito e senza in questa fase approfittarne, ma essere solidali ognuno con gli altri, in modo che la filiera si comporti in maniera corretta e che porti sul mercato ai consumatori un prodotto sano, sicuramente di qualità genuina, ma ai giusti prezzi. Perché dobbiamo pensare anche a dopo, chiaramente, perché esatto. Questa emergenza che stiamo vivendo non è un'emergenza momentanea, le cose andranno per le lunghe e noi vogliamo esserci anche dopo e dare dei segnali di continuità che il consumatore sta apprezzando e vogliamo che rimanga anche nel tempo. Ecco, appunto il dopo, l'ultimissima battuta, Presidente, si parla della fase 2, si parla delle ripartenze, si parla della stagione turistica, durante la quale in territori come il nostro giocano un ruolo importante gli agriturismi, chiusi in questo momento e che hanno necessità anche loro di ripartire con dell'ossigeno per questo settore. Perciò se oggi vale tantissimo il Made in Italy per quello che mangiamo e beviamo tutti i giorni, perciò ci si augura, ma è quello che sta realmente succedendo, che il consumatore apprezza e valorizza quello che è il prodotto locale, e a Treviso abbiamo di tutto di più, lo deve essere anche nel turismo. Dopo ci saranno le strutture che aspettano gli italiani che arrivino al mare, in montagna, nei laghi, e diano ossigeno a un comparto che attualmente è assolutamente in grandi difficoltà. Perciò se parte il turismo, ben venga sia italiano, perché sappiamo che gli italiani quando si muovono comunque non si accontentano, sono attenti, sanno come muovere, cosa fare, cosa mangiare e mangiare bene. E daranno un'ulteriore spinta a tutto un comparto che ha assolutamente bisogno di mantenere i numeri anche sulle spiagge piuttosto che appunto in montagna o ai laghi. Perciò quest'anno vedremo per la prima volta un turismo prettamente autoctono, locale, che ci si auguri dia veramente una mano a tutti, perché anche la ristorazione sta soffrendo, i bar, i ristoranti, che di conseguenza daranno manforte a tutte quelle aziende che vivono del canale Horeca, dal vino al settore latte, a tutti quei prodotti che vanno nel canale del catering. Grazie mille al Presidente di Coldiretti Treviso, Giorgio Polegato, per averci fatto il punto della situazione nell'agricoltura e di quelle che sono le necessità per la ripartenza. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Torneremo a ricollegare presto con il Presidente della Coldiretti Treviso, anche per avere poi un aggiornamento per quanto riguarda proprio queste richieste che arrivano dai
da giovani, da professionisti, per poter appunto andare ad aiutare le aziende per le colture. Vorrei farvi vedere questo video che è arrivato dalla regione, che riassume un po' quello che è il nuovo progetto, questo master plan per quanto riguarda le riaperture, quindi la ripartenza, la fase 2 appunto sintetizzata schematicamente in un video di poco più di un minuto. Vediamo se riusciamo a mostrarvelo, lo mostriamo insieme a voi. Eccolo qui, quindi schematizzato il progetto per la riapertura, con il manuale di cui parlavo prima, un progetto pilota, ed eccolo qui schematizzato quello che sono le misure, quindi il progetto pilota, il manuale che indica le linee guida d'azione con l'individuazione del Covid Manager, che deve essere il referente per ogni azienda, ed un comitato predisposto, poi preposto per controllare le misure di prevenzione che dovranno essere adottate nelle aziende, ed eccolo qui l'elenco di tutte le misure, e poi la regione che si mette a disposizione con una serie di diciamo così interventi per affiancare i datori di lavoro nella ripartenza. Il target che riguarda appunto 20 aziende per un totale di 3.000 lavoratori coinvolti. Ci sono poi anche le azioni preliminari per la riapertura di un'azienda pilota, le azioni di controllo, perché si dovrà poi monitorare periodicamente cosa accade una volta riaperti, e poi la fase precedente alla riapertura, le fasi per l'ingresso in azienda, le fasi di controllo e poi i protocolli per lo screening dei lavoratori. Quindi si dovrà anche intervenire da questo punto di vista, quindi verificando poi quelle che è la salute proprio dei lavoratori, e quindi vedere che cosa accadrà, perché la preoccupazione anche del mondo scientifico è proprio quello di monitorare, di vedere che cosa succederà una volta che le aziende sono riaperte, ma una volta che poi in generale tutto verrà riaperto e anche la gente inizierà a circolare, perché per forza questa quarantena finirà anche per i cittadini. Si pensa a fasce d'età. Anche il Presidente Zaia aveva detto, viene da pensare che prima si darà priorità ai più giovani, che sono poi quelli meno colpiti, e poi le fasce più anziane. Insomma, si dovrà anche capire che cosa accadrà. Il mondo scientifico che vigilerà su questo, e proprio oggi durante una conferenza stampa, una videoconferenza stampa online, naturalmente a distanza, l'US6 Euganea ha fatto il punto della situazione. C'era anche il professor Crisanti, virologo, che sta seguendo sin dall'inizio, sin dal primissimo giorno, l'evoluzione dell'epidemia, che ha fatto un po' la storia dell'epidemia in Veneto, partendo dal focolaio di Vo, quando il 22 febbraio venne alla luce il primo caso di Covid in Veneto, proprio nel piccolo comune del Padovano a Vo, e lì si intervenì subito, come chiudendo, isolando come zona rossa il comune, e poi sottoponendo tutti i cittadini allo screening, quindi al tampone. Ebbene, secondo il professor Crisanti, quello sarà il modello da adottare in futuro nell'eventualità ci siano nuovi focolai. Sentiamo proprio le parole del professor Crisanti questa mattina. E questo secondo me dovrebbe essere in qualche modo adottato come lezione per spegnere i focolai futuri, perché in questa fase in cui alcune misure di contenimento, di distanziamento sociale verranno via via e progressivamente eliminate, esisterà sicuramente la possibilità che nuovi focolai compaiano. Ecco, noi adesso abbiamo la ricetta per spegnere questi focolai, significa circoscrivere l'area, fare il tampone a tutti, isolare le persone positive sintomatiche o non sintomatiche, e dopodiché, dopo 7-8 giorni, rifare la stessa cosa per prendere i casi che eventualmente sono sfuggiti. Questa, a nostro avviso, è stato uno dei più grandi insegnamenti di questa fase iniziale, cioè che era possibile spegnere i focolai, che all'interno di questi focolai gli asintomatici svolgevano un ruolo importante. Perché dico questo? Perché questa fase nuova pone delle grandi sfide, perché le persone vogliono sicuramente riprendere alcune attività sociali, vogliono ritornare a lavorare,
vogliono sicuramente avere accesso alle funzioni religiose, quindi tutta una serie di attività importanti. E in questa fase i tamponi serviranno molto di più, perché non avremo più il distanziamento sociale, quindi non avremo più il confinamento e il blocco della trasmissione, ci saranno molte più opportunità di trasmissione, quindi noi dobbiamo avere una ricetta per bloccare eventualmente focolai e questa ricetta passerà necessariamente per un'aumentata capacità di fare tamponi. Una delle prime cose che concordammo insieme, ricordo in una riunione veramente critica, dopo il primo caso decidemmo che la cosa più importante era difendere l'ospedale. Ecco quindi che una grande parte dei tamponi che noi abbiamo fatto li abbiamo fatti al personale. Li abbiamo fatti al personale e in alcuni casi, anche quando c'è stato qualche caso, a tutto il reparto, a tutti i pazienti. Intanto si riunirà domani la cabina di regia tra governo, regioni e comuni, convocata dal ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, per coordinare le decisioni e valutare le scelte da compiere in vista della fase 2 della ripartenza. La riunione, cui dovrebbe prendere parte anche il ministro della salute Roberto Speranza, potrebbe essere convocata a quanto si apprende già nella mattinata di domani. Intanto, a proposito di riaperture, guardando sul sito della Repubblica, il governatore della Campania, De Luca, che dice chiudiamo la Campania se al nord allentano le misure. C'è chi preme per affrettare la ripresa di tutto, ma dobbiamo avere grande senso di responsabilità, ha detto appunto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di una conferenza per fare il punto sull'emergenza. Se dovessimo avere corso in avanti in regioni dove c'è il contagio così forte, la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo un'ordinanza per vietare l'ingresso dei cittadini provenienti da quelle regioni, ha proseguito De Luca. Sicuramente parole che faranno discutere, come fecero discutere settimane fa, quando diversi comuni ma anche regioni decisero di chiudere a chi arrivava dal nord, dalle cosiddette zone rosse, prima che arrivasse il DPCM, il primo del governo, che limitò tutti gli spostamenti. Quindi insomma parole forti che faranno sicuramente discutere. Intanto, per quanto riguarda sempre la ripartenza, tra i settori che potrebbero per primi prendere il via ci sarebbero quelli dell'auto, della moda, settori che interessano da vicino la provincia di Vicenza. E proprio di questo abbiamo parlato questa mattina durante la nostra edizione straordinaria con il collega Christian Arboit e il sottosegretario all'interno Achille Variati. Sentiamo le sue parole. Ora dobbiamo ripartire, ovviamente con prudenza, con attenzione, con dei protocolli, ma dobbiamo ripartire. Il governo sta affrontando 5 questioni, se posso essere molto sintetico. La prima, prego. Chi sarà chiamato a tornare al lavoro con quali priorità? 2, come si lavorerà nelle imprese? 3, come ci si muoverà, in particolare da casa al lavoro. 4, come fare in modo che tutti possano arrivare alla fine del mese facendo la spesa, per capirci. E 5, come dovranno cambiare le nostre socialità che abbiamo conosciuto, che abbiamo vissuto per tanti anni. 5 questioni. Le prime questioni di natura economica lo sta affrontando quella task force coordinata non da un politico sblatterone, ma da una figura di grande prestigio internazionale, un manager come Coccolao, e sotto la lente di ingrandimento le confermo che ci stanno i settori tessile, della moda, dell'auto, dei mobili, della pelle, e poi via via si valuteranno con grande attenzione gli accordi che potranno essere fatti, accordi tra le parti sociali provenienti dai territori. E adesso ascoltiamo la conferenza stampa in corso proprio in questi minuti della Protezione Civile Nazionale con il capo Borrelli. Sentiamo. Il rallentamento della curva dei contagi. In questa fase dell'emergenza abbiamo deciso quindi di rimodulare le nostre conferenze stampa, continueremo a garantire il massimo della trasparenza sui dati e ogni giorno forniremo sul nostro sito
e sui nostri social l'aggiornamento della situazione, mentre 2 volte la settimana, il lunedì e il giovedì, sempre alle ore 18, terremo questo punto stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus. Questi punti si affiancheranno, come sapete, ai punti già programmati dal commissario Arcuri, che sono previsti il martedì e il sabato alle ore 12 e dall'Istituto Superiore di Sanità il venerdì mattina alle ore 12. Infine voglio ricordare che qualche sera fa, qui in questo Dipartimento, abbiamo sentito tutti quanti le parole dell'ex ministro Guidi sul tema della disabilità e di quanto questo tema sia ancora più delicato durante questa emergenza. Il giorno seguente, vi voglio dire, ho ricevuto una lettera, la lettera del signor Elio, padre di un ragazzo affetto da autismo. Nella lettera c'era tutta la difficoltà di un genitore alle prese con una situazione difficile e resa ancora più complessa dall'emergenza che stiamo vivendo nel nostro Paese. Come capo dipartimento so che il nostro Servizio Nazionale della Protezione Civile ha le risorse, le competenze e le professionalità per supportare e prendersi cura e aiutare queste persone. Ho parlato a lungo con il signor Elio e gli ho manifestato tutto il mio sostegno e quello dei volontari di protezione civile che in Italia operano con professionalità proprio al fianco delle persone più fragili. Quel papà, nel ringraziare me e il sistema di protezione civile, ha deciso di indirizzarmi un'altra lettera che vuole condividere con tutti quanti noi. Sarebbe impossibile leggerla tutta per intero. Ci sono parole di dolore. Ecco, ritorniamo in studio. Avete dunque sentito che verrà rivista quella che era la diciamo così, comunicazione giornaliera da parte della Protezione Civile Nazionale per quanto riguarda l'emergenza, ovvero ogni giorno si troverà l'aggiornamento sul sito, verranno ridotte 2 volte a settimana le conferenze stampa per fare il punto della situazione, quindi vediamolo anche positivamente questo, significa che la situazione sta migliorando, come ci avevano detto i dati ormai da una decina di giorni, e quindi anche la Protezione Civile Nazionale ha deciso di rivedere gli aggiornamenti. Un flash prima di salutarci. E sono 65.000 i tamponi effettuati in un giorno a livello nazionale. Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 33.434 i malati in Lombardia, in totale sono 106.962 i malati, 355 più di ieri. Per quanto riguarda i contagiati, il numero dei contagiati totali del coronavirus in Italia, compresi deceduti e guariti, è di 172.434 con un incremento rispetto a ieri di 3.493. Il dato è appunto emerso nella conferenza stampa della Protezione Civile Nazionale, quindi come detto verranno ridotte anche gli aggiornamenti. Le vittime sono 22.745, ieri l'aumento era stato di 525, oggi 575 in più rispetto a ieri. È davvero tutto per questa edizione straordinaria, subito dopo di noi le edizioni serali dei nostri telegiornali, a partire con le notizie dal Veneto e poi da Venezia e provincia e poi con tutti gli aggiornamenti dalla Marca Trevigiana. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.